La parola d'ordine è snellire e facilitare le pratiche ad aziende e commercianti. In un momento così difficile per il mondo economico è un modo per agevolare almeno l'iter burocratico. Già a Prata di Pordenone da qualche tempo è operativo lo sportello unico. Come gestione associata, se posso parlare di numeri, diciamo nel 2011 abbiamo gestito circa un 500 pratiche, insomma, quindi procedimenti amministrativi che vanno dall'avvio purtroppo anche alla chiusura e alla riconversione. Con questa iniziativa si fa un passo in più. I titolari delle aziende dalla loro scrivania potranno effettuare l'avvio delle attività e pratiche di ogni genere, evitando giri e code nei vari uffici. Fra i promotori dell'iniziativa la Camera di Commercio. Mettere in rete un po' la pubblica amministrazione e i servizi e gli obblighi delle aziende credo che sia uno degli elementi, ma poi ormai direi verificato a livello nazionale questo, che consente di avere un risparmio di tempi e anche di direi burocrazia e anche economici sia per le aziende ma anche per le pubbliche amministrazioni. I comuni che hanno aderito sono 6: Prata di Pordenone, Pasiano, Azzano Decimo, Chions, Pravisdomini e Fiume Veneto. A sostenere l'attività del portale anche il presidente dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia, Mario Pezzetta, che ne ha sottolineato l'importanza. Si tratta, detto oggi il sindaco di Prata, di un'opportunità che cerca di lanciare anche un messaggio di speranza alle imprese che in questo momento si trovano in difficoltà. Ricordiamo che proprio il distretto del legno, attività fondamentale di questa zona, è in estrema crisi. Ci sono purtroppo delle chiusure che in parte sono preannunciate, in parte sono purtroppo già avvenute, ecco, quindi c'è una forte preoccupazione da parte di tutti noi. Tutti insieme stiamo cercando di affrontare la situazione e gli operatori stanno facendo di tutto per mantenere le proprie attività produttive. Questa iniziativa è per agevolarle.